Presidente, allora oggi grande festa per quanto riguarda i donatori di sangue non solo di Dolegna ma di tutto il Colio e anche della provincia di Udine a fianco, no? Abbiamo visto dei labari presenti. Ma sì, è una grande occasione di ritrovarci dopo tanto tempo. È vero, c'è i donatori della parte udinese, da Jesolo, da Spilimbergo, soprattutto quasi tutte le sezioni del mandamento bisontino. Per noi è un gran successo questa giornata perché in occasione del 45esimo anno di fondazione abbiamo premiato oggi 85 ben donatori, di cui 38 nuovi, per arrivare a un premiato con 100 donazioni con medaglia d'oro. Un gran risultato, grande soddisfazione. Ecco, lei ha detto grande risultato, grande soddisfazione. Cosa vuol dire oggi donare il sangue? Sembra tutto così scontato, invece non è proprio così, no? Ma il donatore, sì, non è scontato. Non è scontato. Il mondo del dono forse viene capito male, feste, invece no. Il donatore è un altruista che pensa al bene di chi aspetta a noi, ci aspetta e ha bisogno di noi. E quello che ha dimostrato questa sezione, oltre, come dicevo prima, i numeri non contano e sono secondari, è l'atto di generosità e questo altruismo per fare del bene a chi ci aspetta, a chi in ospedale ci aspetta. Senta, quali sono le prossime sfide, ma soprattutto i prossimi appuntamenti che riguardano la vostra sezione sul territorio? Allora, il 17 giugno abbiamo l'autoemoteca chiamata così dei presidenti e direttivi del mandamento isontino e la faremo a Rutarsi in un'altra cantina che ci ospiterà, un'altra cantina e ringrazio davvero tanto anche gli amici che ci ospitano. E il 15 luglio avremo l'automoteca sezionale presso la Vineria e ringrazio tanto anche loro. Ecco, per concludere, lei ha sottolineato una cosa importante, c'è squadra, si fa squadra sul territorio perché altrimenti non si riuscirebbe a portare a termine questi eventi, no? Giusto. C'è stata una battuta tempo fa dove dicono voi non siete normali, a Dolegna non siete normali. No, è vero, noi non saremmo normali, ma siamo un grande gruppo di amici e con questa amicizia siamo riusciti a consolidare un vero gruppo da quando eravamo bambini, dall'infanzia e poi il passaparola è servito tanto. Complimenti. Grazie.